Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Oggi in questo video vi do un aggiornamento pazzesco relativo a una trattativa di mercato che Aurelio De Laurentiis vorrebbe concludere in prima persona nel minor tempo possibile per beffare l'Inter di Marotta. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale I Signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Detto questo, signori, allora, come sapete, il Napoli, in vista del prossimo mercato estivo, avrà una cifra piuttosto alta da reinvestire sul mercato, cifra che da quello che abbiamo potuto raccogliere, da quello che vi abbiamo già detto, no, in un paio di video passati, si dovrebbe aggirare intorno ai 200 milioni di euro. Di questi 200 milioni di euro derivanti dalla vendita di giocatori in prestito che verranno riscattati, dai soldi derivanti da Osimhen e da Kvaratskhelia dello scorso gennaio, il Napoli una parte di questa la vuole investire per un parametro zero. Attenzione, perché costa tanto questo parametro zero? Perché tra commissioni della gente e ingaggio voluto dal giocatore, che ovviamente essendo a parametro zero ha sparato abbastanza alto, questa cifra si dovrebbe arrivare a 60 milioni di euro per un giocatore a parametro zero. Attenzione di chi stiamo parlando, ne abbiamo già discusso in qualche video passato, ovvero stiamo parlando di Jonathan David, attaccante canadese in scadenza di contratto. Su di lui c'è forte l'Inter di Marotta che ha offerto al giocatore un ingaggio da 5 milioni per 5 anni per un totale di 25 milioni di euro. Più, attenzione, una ricca commissione per il suo agente. Attenzione però perché De Laurentiis starebbe pensando di provare uno sgarbo pazzesco a Marotta mettendo sul piatto per il giocatore la bellezza di 6 milioni più 500 mila euro di bonus più 15 milioni di commissione alla gente in modo tale da superare l'Inter di Marotta e accaparrarsi Jonathan David clamorosamente a zero. Tra parentesi a zero mica tanto perché comunque costa un occhio della testa, ma questo vorrebbe dire che il Napoli avrebbe in attacco un reparto offensivo veramente di livello mondiale. Lukaku, Neres, Jonathan David, prospetti assolutamente pronti, di valore ma anche allo stesso tempo futuribili. Nel frattempo si continua in difesa a lavorare per Commuzzo della Fiorentina con commisso che ha aperto la cessione del giocatore nella prossima estate e di conseguenza il Napoli continua nella sua opera di italianità della rosa. Detto questo, signori, ditemi cosa ne pensate di Jonathan David e cosa ne pensate di Commuzzo, se secondo voi sono dei profili giusti per il nostro Napoli. Grazie per essere stati con noi, a presto.